Allora, siamo giunti alla parte finale del corso e possiamo suonare i brani insieme. All'interno del corso troverai gli spartiti, le tablature delle canzoni da imparare. La prima canzone da imparare è O Sole Mio. Adesso io faccio gli accordi e quando avete imparato la canzone Sole Mio la suoniamo insieme. 1, 2, 3, 4, 1. La seconda canzone da studiare si chiama Rosamunda, penso che la conoscete tutti perché è una canzone famosissima italiana questa. Col mandolino suona bene, quindi, e poi Giovanni la fa bella simpatica, brillante come lui. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
160 battiti al minuto. Una canzone siciliana, Si maritavo Rosa, metronomo a 200 con tempo 3/4. Tarantella napoletana con metronomo a 150 battiti al minuto e 2/4. Funicolà con tempo 2/4 e metronomo a 150 battiti al minuto. Marina. Il tempo è 4/4, 140 battiti al minuto, tonalità di Sol maggiore. 1, 2, 3, 4.
israeliana, si chiama la danza israeliana o Hava Nagila, con metronomo a 140 bpm. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Il corso di mandolino per principianti è finito. Noi speriamo di avervi fatto capire almeno l'essenziale. Tutto dipenderà dal vostro impegno che metterete. Noi abbiamo fatto il possibile per rendere questo corso facile nell'apprendimento. Se troverete delle difficoltà, non preoccupatevi perché inizialmente sarà un po' dura. Le mani vi faranno male. Infatti i calli che noi abbiamo nelle dita sono pazzeschi. Ancora oggi ci fanno male. Però noi abbiamo perseverato nella passione e siamo ancora qua a suonare da 12 anni. Facciamo questo mestiere come professione, facciamo noi musicisti, viviamo di musica, solo di musica, non facciamo altri lavori che, non so, facciamo impiegato, no, facciamo questo lavoro, solo questo lavoro. Quindi sarà dura inizialmente, però se avete costanza e passione ce la farete. Siamo sicuri che riuscirete a diventare degli ottimi musicisti. Il nostro motto è che chi va piano va sano e va lontano e che nessuno nasce imparato. Tutto dipenderà dal vostro impegno che metterete. Questo corso noi lo abbiamo chiamato per principianti, ma è già abbastanza completo. Allora, Giuseppe e Gianni, grande mandolinista che ha imparato da autodidatta, non ha fatto conservatorio o ha studiato musica, però da soli abbiamo imparato a suonare nella strada e siamo dei professionisti della musica. Quindi noi vi facciamo tanti auguri e un in bocca al lupo e in futuro lavoreremo ancora con altri corsi di mandolino, sperando di potervi dare qualcosa di utile nel vostro percorso dell'apprendimento musicale del mandolino. Quindi un ciao a tutti da Giuseppe e Gianni. Ciao. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima lezione.